Benvenuti a un altro appuntamento con Chiesa e Città. Bentornato al Vescovo Monsignor Enrico Trevisi e benvenuto a Tomás Cunaver, che è sacerdote, amministratore parrocchiale della parrocchia di San Ulderico Vescovo, che credo, se non mi sbaglio, è quella di San Dorigo della Valle? Dolina, sì. Dolina, San Dorigo della Valle, giusto. Allora, con i nostri ospiti parliamo anche della comunità slovena, insomma, dei sacerdoti della comunità slovena, ma parliamo anche proprio dei sacerdoti. Questa peraltro è l'ultima puntata del primo ciclo di Chiesa in Città, e forse è anche giusto chiudere parlando dei preti, ecco, insomma, non capisco poi perché non si debba dire delle volte anche preti, insomma, perché e mi diceva il vescovo prima di incominciare che in questo periodo molti sacerdoti celebrano l'anniversario della propria ordinazione. Sì. Per tradizione si ordinano i sacerdoti in primavera o... Allora, è un po' la tradizione che al termine, diciamo così, dell'anno scolastico, quando siamo nel tempo pasquale, così, tante volte sono state fatte delle ordinazioni. Per cui in questo periodo, ecco che numerosi sacerdoti, preti, presbiteri, ecco, sono dizioni diverse, che hanno significati diversi, però che celebrano il loro anniversario e sono allora un po' loro in festa, ma anche le loro comunità. Noi abbiamo preti che vengono nella diocesi di Trieste da 18 nazionalità diverse, per cui siamo proprio un microcosmo. Se la città di Trieste, un po' per sua natura, è una città cosmopolita, di incontri tra tanti popoli, anche il nostro presbiterio, questa è una parola con la quale si dice l'insieme di tutti i preti, è davvero cosmopolita, per cui un po' da tutti i continenti, da tanti paesi, da tante regioni italiane, anche diverse, per diverse circostanze storiche anche, tra cui anche la presenza di diversi ordini religiosi, che anche questi portano ad avere qui presenti sul nostro territorio preti di diverse nazionalità, e poi anche il seminario Redentoris Mater, il seminario dei neocatecumenali, da cui proviene anche Don Tomás. Lei, Don Tomás, è di nazionalità slovena? Sì. Quando si ricorda, detta così, no, ho sbagliato, quando è stato ordinato, insomma, recentemente, insomma? Sì, 7 anni fa. Beh, sì, quindi anche è effettivamente recente, insomma. E dove? A Trieste sempre? Sì. Che cos'è il giorno dell'ordinazione, appunto? Cos'è è come la laurea, adesso detta così può sembrare una... Però se devo paragonare a qualche cosa, posso paragonarlo a quello. No, forse è il giorno del matrimonio, Ah, vabbè, io non per cui è un sacramento ed è una scelta di vita e così via. Prego, scusa. Sì, no, per me è stata una conclusione di un percorso di diversi anni, di 8 anni di formazione, perché noi abbiamo, diciamo, neocatecumeni, abbiamo una formazione un po' più lunga, anche con una missione all'estero, così io ho fatto 2 anni in Slovacchia Ceca. Così è una conclusione, però un inizio di una missione, ecco, che Dio mi ha chiamato, quindi sì, è come giorno di matrimonio, perché è un'avventura con il Signore, una cosa nuova che non sai come andrà, quindi tutta un'opera che Dio fa, ecco, così. E che cos'è esattamente poi il giorno dell'ordinazione? Non è la prima messa? No, la prima messa è il giorno successivo, normalmente la si fa il giorno successivo, anche se poi insomma in un giorno solenne dentro la comunità cristiana in cui si presiede per la prima volta la messa. Il giorno dell'ordinazione è che con il vescovo e chi viene ordinato, può essere un solo candidato, piuttosto che anche possono essere di più. Quando è stato ordinato Don Tomás eravate in 6, per cui un bel gruppo, un bel numero. sì, e da Monsignor Crepaldi, qui nella cattedrale di San Giusto, sono stati ordinati presbiteri, e vuol dire che allora è il vescovo con un rito del tutto speciale, si invoca lo Spirito Santo e di solito con il concorso di tanti altri preti e di tanta gente, per cui loro erano in 6, non ci stavano neanche tutti.
E come significa anche essere accolti dalla gente, essere accolti, diciamo così, dalla popolazione anche, oltre che dalla Chiesa. Nel momento stesso in cui si viene ordinati si è accolti anche dalla gente. Sì, certo, perché prima dell'ordinazione c'è un tempo che eravamo molto, come dire, nascosti in seminario, ecco, eravamo poco fuori. Tutto, ecco, una preparazione poi per questo servizio, questa missione, no? Che non è solo un servizio per la gente, per la Chiesa, ma è anche una cosa così, una scelta di vita, un cammino che uno sceglie per, così, anche per la propria crescita, santificazione, così. Anche noi del nostro seminario Redemptoris Mater siamo stati ordinati in 4 delle diverse nazioni, cioè io sono sloveno, un altro croato, un altro triestino, un altro friulano, quindi eravamo come da barzoletta. Allora, evidentemente sì, c'è questa dimensione della gente, però è un sacramento, sì, certo. E pertanto è che nella nostra fede noi diciamo è perché è Dio stesso che si compromette con i suoi doni e per una missione che dura l'intera vita, che certamente anche dentro la nostra umanità, ma chiamati però a dedicarci con tutto noi stessi all'annuncio del Vangelo, a fare in modo che anche altre persone possano incontrare il mistero dell'amore di Dio, possano essere accompagnate dentro questo mistero grande che è la vita, che è una benedizione, anche se tante volte ci scontriamo con il male in tutte le sue forme. E allora diciamo che è davvero per mezzo dello Spirito Santo l'inizio di una missione dentro la Chiesa e per il mondo e per la salvezza di tutti. Se posso chiederlo, io non mi permetto mai di fare domande personali, per cui è stata la sua una scelta facile, difficile, consapevole, quando ha deciso di diventare sacerdote? Allora io credo che più una risposta, no? Una chiamata, cioè io per tanti anni facevo un percorso, diciamo, di discernimento, no? Mi chiedevo cosa è volontà di Dio per me, cioè cosa è quello che mi renderà felice, realizzato, no? Nella vita, e qual è il mio ruolo, la mia missione in questo mondo, proprio così, le domande molto esistenziali, insomma. E pian piano durante anni ho scoperto, cioè, ho visto che Dio mi chiama a questo, cioè non era chiaro dall'inizio, no? Ci volevano tanti anni che sono arrivato proprio attraverso i fatti, no? Che Dio faceva, capire che mi vuole qua, insomma. Quindi anche poi non sapevo che arrivavo a Trieste, cioè il nostro percorso è molto, non abbiamo un carisma missionario, no? Abbiamo tutto il mondo, eccolo. Quindi io poi sono stato scelto, alcuni sorteggiati, scelti così, e non sapevo dove andavo, quindi era una cosa molto così, lasciato tutto allo Spirito Santo che Lui porta dove vuole. Ecco. C'è anche quella bella canzone, no? Che dice anche esci dalla tua terra e vai, certo, dove ti mostrerò, se non mi sbaglio. Sì, rimanda alla storia di Abramo. E la chiamata è questa. Noi siamo dentro un tempo nel quale tante volte esaltiamo la libertà, per cui tutto deve sempre essere frutto delle nostre scelte. In realtà noi sappiamo che tante cose della nostra vita non le scegliamo, possiamo scegliere come le viviamo. Mi piace dire che gli amici si scelgono, i fratelli no, i genitori non si scelgono, ma anche i genitori scelgono di avere un figlio, poi capita proprio quel figlio lì. Ecco, noi non abbiamo scelto noi il tempo nel quale nascere, l'epoca storica nella quale nascere. Ecco, noi siamo chiamati con tutto noi stessi a rispondere, e nella fede, ecco, c'è lì un disegno di Dio e io mi inserisco dentro questo disegno di amore con tutto me stesso, certamente anche rischiando la mia libertà, interpretando i diversi segni. Nel lungo cammino di discernimento di cui ha parlato adesso Don Tomás, è evidente che c'è stato tutto un accompagnamento anche della Chiesa, di formatori, di amici, di famiglia, di comunità ecclesiale, per cui ecco che c'è tutto un lungo cammino di preparazione e di discernimento per arrivare poi ad una scelta
nella quale sì, noi rischiamo l'intera vita, però la rischiamo nell'amore di Dio e anche dentro questa grande comunità che è la Chiesa, ma al servizio perché anche altri capiscano di essere amati da Dio. Tra l'altro immagino che anche di questo poi si rifletterà il 22 giugno, è il Giubileo dei sacerdoti, perché è anche giusto che ci sia il Giubileo anche dei sacerdoti, insomma, no? Lì che giorno, tra l'altro, sì, beh, per forza data anche la sua età, questo è il primo Giubileo che lei celebra da sacerdote, desumo, sì, no? Certo. Che giorno sarà? Manca anche poco, tra l'altro. Sì, non so che giorno che sarà, eccolo. Però ecco, ogni giorno è un dono da Dio, eccolo. Quindi, ecco, non so. L'ho messo in imbarazzo comunque, quantomeno. Ci ritroviamo insieme e celebriamo la misericordia di Dio insieme. Questo, il Giubileo è questo, è celebrare la misericordia del Signore che raggiunge tutti. Allora abbiamo fatto tante volte, non so, il Giubileo per gli ammalati, il Giubileo per le famiglie, il Giubileo degli adolescenti, ci sarà quest'estate il Giubileo dei giovani. Anche a Roma ci sarà il Giubileo dei seminaristi, il Giubileo dei presbiteri, dei preti, il Giubileo dei vescovi. Evidentemente non si può andare tutti a Roma e come per altre categorie anche qua in diocesi, allora un po' tra di noi, quasi a dare a tutti la possibilità di condividere insieme un momento che è di fede, di celebrazione dell'amore di Dio, la gloria va data al Signore, ma anche un pochino insieme, aiutandoci insieme perché siamo affidati gli uni agli altri. E Giubileo che faremo anche qua a Trieste insieme è una celebrazione dell'Eucaristia e un voler condividere con il popolo di Dio che noi abbiamo trovato un punto di riferimento, che è il Signore Gesù, il suo donarsi a noi nell'Eucaristia, per cui ecco che anche il nostro essere preti è legato profondamente all'Eucaristia, che non è soltanto la memoria di qualche cosa del passato, del sacrificio di Cristo sulla croce e poi della sua vittoria sulla morte e dunque la risurrezione, ma per mezzo dello Spirito Santo è qualcosa di attuale, qualcosa di profondamente che ci interpella ciascuno e il prete vuole dare l'occasione di incontrare ancora questo mistero di Dio. Ecco, l'Eucaristia è questo. Per cui leghiamo insieme il Giubileo dei presbiteri con anche questo del vivere insieme l'Eucaristia e portarla addirittura nelle piazze, portarla addirittura nella Piazza Unità d'Italia. Che c'è appunto anche una processione, sì, no, prevista quel giorno da Sant'Antonio Nuovo. Da Sant'Antonio Nuovo arriveremo in Piazza Unità d'Italia con il desiderio, anche un pochino ricordando che poco più di un anno fa Papa Francesco, il 7 luglio del 2024, aveva celebrato in Piazza Unità d'Italia, però ecco la festa è quella del Corpus Domini ed è quella che lì insieme noi celebriamo anche il Giubileo di tutti i preti. Laddove, Don Tommaso, che cosa significa essere l'amministratore parrocchiale di una realtà come quella di San Dulterico Vescovo, quella di cui si occupa? Sì, per me è un'esperienza nuova perché questa parrocchia Dolina è una parrocchia così, di campagna, di paese, no? Io provengo dalla città, quindi non sono mai stato così. Ho capito. Quindi è una cosa, ecco, sono dinamiche molto diverse, anche relazioni, però è una cosa molto bella, no? Perché la gente è più connessa, insomma, è una comunità, ecco, no? Anche dal punto di vista proprio anche della vicinanza, insomma, no? La parrocchia è proprio dentro l'attività del paese, insomma, non si scappa, verrebbe da dire. Quindi. Sì, la gente è molto disponibile, tutti sono molto sensibili, no? Ti vengono a visitare, così. Perché in città un po' meno ho sentito questa cosa, no? Che c'è un parco, così.
Quindi una molto bella esperienza, eccola, e sto ancora imparando, inserendomi in questa comunità, però mi hanno accolto benissimo, quindi sono molto... Quindi è è da pochissimo... Un anno e mezzo. Ah, un anno e mezzo, insomma, quindi sì. Sì, però c'è un progetto nuovo su Ecco, questo, sì, e per cui io devo ringraziare Don Tomas perché gli ho affidato questa cosa che, mentre in altre diocesi è assai sperimentata da tanto tempo, qui non c'è stata ancora un'occasione di sperimentare una cosa di questo genere. Cioè, se andiamo nella diocesi di Udine c'è un parroco che magari ha contemporaneamente 7-8 parrocchie, perché si sono messe insieme comunità che magari anche sono contigue territorialmente, però non così tanto, perché sentivo in questi giorni che, non so, a Tarcento il parroco ha delle parrocchie che da un'estremità all'altra sono 40 chilometri, per cui sono anche molto distanti. Invece in questo progetto è che le 5 parrocchie del comune di Dolina, di San Doligo della Valle, saranno dentro un progetto pastorale. Di per sé un po' era già iniziato, ma con la guida di Don Tomas e la collaborazione di altri sacerdoti, proprio la progettazione pastorale, la vita pastorale verrà condotta in questa forma sulla quale, con il concorso un pochino di tutto il popolo di Dio, si inizierà con settembre in modo ufficiale. Con settembre quindi incomincia, sì, quindi lei ha tempo tutta l'estate per prepararsi bene, insomma. Poco tempo perché ci sono tante cose da preparare. Tra l'altro, penso che anche sia, oltre adesso alla responsabilità anche, come dire, la responsabilità di questo, chiamiamolo esperimento, anche se magari il termine non è elegante, diciamo, di questa nuova iniziativa, credo che la carichi anche di entusiasmo oltre che di responsabilità. Che di responsabilità. Sì, una sfida, una missione, un servizio che sì, sono proprio entusiasta. Anche all'inizio avevo così un po', sono tante cose, non tanti impegni così, però qualche settimana fa abbiamo fatto una messa insieme con la parrocchia vicina, oltre il confine, e quel parroco, l'ho conosciuto parroco, e ho saputo che lui ha 20 filiali come quel parrocchia, 15 cimiteri, e quindi fa messa dappertutto. Ho detto, allora non è un problema. Ecco. Sarà una bella, perché potrebbe proseguire, riguardare anche altre parti del territorio, oppure in questo caso si può fare proprio per come è strutturato il territorio, diciamo così, di San Dorligo Dolina? Allora, certamente sono cose che si fanno a partire dal territorio, e vuole essere non perché, rispetto ad altre diocesi, non perché ci mancano i preti, ma per un servizio migliore, perché per esempio per l'organizzazione del cammino del catechismo, sì. Per avere una pastorale nella quale si mettono insieme risorse e competenze, si offre anche la possibilità, anche per le trasformazioni che ci sono, sì. Un po' la secolarizzazione, gente che è un po' più distante, ma per la quale noi li sentiamo lo stesso, che ci sono affidati dal Signore, e vogliamo tentare di offrire ancora l'occasione, perché siamo nel Giubileo della Speranza, questo mondo qua si è allontanato dalla fede, e però ha perso anche la speranza, e il futuro tante volte lo si vede in termini molto cupi, e allora l'annuncio della fede è anche un annuncio per una vita un po' più bella. Allora, noi chiudiamo questa puntata di Chiesa Città. Abbiamo detto prima, è anche l'ultima puntata di questo primo ciclo, poi ci rivedremo con tutta probabilità a partire da settembre, perché insomma settembre-ottobre le stagioni quelle sono. Io ringrazio i nostri telespettatori, ringrazio anche gli ospiti, ma soprattutto anche il Vescovo Trevisi, che insomma ha accettato anche delle volte delle domande un po' particolari, ma è stato comunque un grande piacere chiacchierare, discutere con lei e con tutti quanti gli ospiti. Grazie allora a Don Tomas Cunaver e grazie a Monsignor Enrico Trevisi. Buone vacanze di lavoro ad entrambi a questo punto, e noi ci vediamo a settembre-ottobre.